Quello che io ho scritto l'ho scritto dopo molti anni, perché non riuscivo, ho fatto delle annotazioni, dei piccoli lacerti, perché non sarei riuscito a farlo. E poi dopo anni e anni li ho ripresi, ho cercato di dare corpo, ma lì è saltato fuori una raccolta che è inevitabilmente ossessiva e quindi ripetitiva, perché quando c'è un'ossessione batte lì, e quindi non so che vigore potrà avere dal punto di vista poetico. Ha avuto vigore per me, magari per tutti quelli, se la pubblicherò, per tutti quelli che hanno vissuto una vicenda come la mia, in modo che questo possa dare una forma di riconoscimento e quindi di conforto. E poi per coloro che non l'hanno vissuta, perché possano avvicinare o attingere una forma di cognizione della grandezza di questa tragedia, insomma. Una grande serata con uno degli interpreti migliori del nostro territorio, che è Luciano Cecchinelli. Il tema certamente è un tema molto importante, un tema molto difficile, ma la bravura, la poesia e la capacità di Luciano è riuscita ad arrivare al di sopra della sofferenza del tema che il tema portava, al di sopra di quello che è un vero e proprio grande problema della nostra umanità, la fragilità delle nostre vite, la fragilità soprattutto nel momento in cui viene a mancare proprio un caro come un figlio. Chiaramente Luciano è riuscito a metabolizzare, a creare questa grande forza e nel superare, nel riuscire anche a creare un domani. Questo oggi l'abbiamo percepito e io ringrazio veramente Luciano Cecchinelli per questo. È un dovere da parte nostra trattare anche questo tema, perché le persone che vivono questo dramma possano riavvicinarsi a un senso di comunità, aiutarsi, condividere questa disgrazia, questa mancanza, questa tranciatura di vita che chi la subisce ha come tragedia, vive come tragedia, deve ritornare il senso di comunità, il senso di quella che è la vicinanza tra le persone, il vero senso della vita, aiuta a crescere, aiuta a sopportare quello che è il dolore e nello stesso tempo si riscopre quello che è il vero senso della vita e dobbiamo in questo senso qua tornare all'inizio, condividere quella che è la vita e quello che può essere la tragedia. La tragedia fa parte anche della vita, certo chi la subisce deve essere aiutato nella condivisione e quindi questa serata va in quella direzione. Anche questo fa parte della nostra missione di aiutare le persone a vivere.